Allora, senatore Luca De Carlo, dopo 2 giorni di lavori sull'autonomia, a che punto siamo? Insomma, domani, giovedì mattina, dovremmo votare questo provvedimento che i veneti attendono da tantissimo tempo e che oggi comincia un iter che vede il Parlamento coinvolto più volte e che rappresenta, insomma, quella rottura del muro di cristallo che avevamo sull'autonomia. Fino a che non c'è stato il governo Meloni, di autonomia in Parlamento non si è mai parlato. Quindi domani finalmente questo primo passo importante per tutti i veneti e anche per tutte quelle regioni che oggi non credono che l'autonomia possa essere la soluzione, ma che se ne daranno conto con il tempo quanto sia più importante avere regioni responsabilizzate anche sotto il profilo della spesa pubblica. Ecco, questa mattina però in Senato c'è chi ha parlato di un baratto tra l'autonomia e il premierato. Lei cosa ne pensa in merito? Io credo che non sia un baratto. Noi nel programma già nel programma del 2018 avevamo federalismo e quindi una sorta di autonomia e presidenzialismo. Baratto di che? Questo è il centrodestra che crede che a maggiori forme di autonomia per le regioni debba corrispondere anche uno Stato forte e soprattutto un governo scelto dagli italiani con un premier chiaro e prima delle elezioni. Ecco, tra qualche mese si vota anche nei molti comuni del Veneto. Terzo mandato, a che punto siamo e cosa si aspetta? Il terzo mandato, intanto quello per il governatore, è un tema che già il primo ministro ne ha parlato durante la sua conferenza stampa inizio anno, dicendo che si esprimerà il Parlamento. Quando arriverà in Parlamento le forze politiche si confronteranno su questo, posto che ad oggi c'è solo una posizione chiara che è quella di un parlamentare, seppure il coordinatore regionale della Lega Alberto Stefani. Sul mandato invece dei sindaci e tra quelli tra i 5 e i 15.000 e quelli sotto i 5.000 c'è ancora un po' di discussione, ma l'orientamento potrebbe essere proprio quello di garantire terzo mandato da 5 a 15.000 e magari senza limite di mandati fino a 5.000. Ecco, ieri non è passato in Veneto il disegno di legge popolare sul fine vita, è sorpreso di questo? Non sono particolarmente sorpreso, al netto del fatto che la posizione di Fratelli d'Italia era molto chiara e sin da giugno noi eravamo contrari sia per il metodo che nel merito. Il metodo perché c'è anche un parere dell'Avvocatura dello Stato che fa presagire anche profili di incostituzionalità, ma crediamo che non dovesse essere la Regione Veneto o la Regione in questo caso a legiferare su un tema così delicato e soprattutto con scarso tempo dedicato alla discussione. Da una parte, dall'altra crediamo alla cultura della vita, cioè il potenziamento delle cure palliative e non a una cultura che potrebbe portare a una deriva ad una logica dello scarto, mentre per noi la vita è sacra. 2025 sarà in Senato o sarà a correre magari per diventare Presidente di Regione? Guardi, io nel 2025, sicuramente da qui al 2025 lavorerò tanto in Senato perché il ruolo che rivesto, quello di Presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Turismo e Commercio, è un ruolo totalizzante che mi impegna, mi assorbe e mi piace tantissimo. Dopodiché, qualunque sia la formula e il candidato, sarò sicuramente a correre per il Veneto, per il centrodestra e per dare continuità a un'azione di governo di centrodestra che ormai da anni è simbolo e è una costante in Veneto.